Via libera dalla Corte dei Conti al piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Regione Siciliana. È stato infatti superato il controllo di legittimità al termine delle osservazioni dei magistrati contabili. I consiglieri delegati Alessandro e il magistrato istruttore Mara Romano proseguono secondo la tabella di marcia il progetto di reclutamento del personale negli uffici dell'amministrazione regionale che da qui al 2028 prevede 2.444 nuove assunzioni per il comparto, a cui si aggiungeranno 156 dirigenti per un totale complessivo di 2.600 unità, secondo i dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. Dal 2023 a oggi, grazie al nuovo accordo con lo Stato sottoscritto dal Presidente della Regione Schifani, sono state assunte alla Regione 1.333 persone, oggi operativi nei vari uffici amministrativi. A queste assunzioni si aggiungeranno entro il 2026 altre 377 unità, frutto dei concorsi in atto. Nel piano programmatico, inoltre, per il 2027 sono state previste assunzioni per i 1.045 persone, fra reclutamenti, nuovi concorsi, assistenti, scorrimenti, mobilità e progressioni. Infine, per il 2028 programmate 1.022 immissioni in organico tra reclutamento di funzionari, assistenti e aumenti di carriere. Nel dettaglio, secondo i dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, dal 2023 al 2025 ci sono state 427 nuove assunzioni di funzionari nei vari profili, 272 nuovi assunti nel 26, fino al 2025 effettuate 477 assunzioni nei centri per l'impiego per l'area assistenti e 157 nell'area funzionari. I numeri, ha commentato il presidente della Regione Schifani, costituiscono un risultato importantissimo a cui siamo arrivati dopo un lungo lavoro avviato nel 2023 attraverso il nuovo accordo con lo Stato sul disavanzo che ha consentito di ripartire con le assunzioni e il turnover, con il via libera al piano triennale dei fabbisogni di personale che arriva tra l'altro nei primi mesi dell'anno. Possiamo portare avanti il vasto piano di reclutamento che abbiamo messo nero su bianco, che ci consentirà, continua Schifani, di colmare finalmente le strutturali carenze di organico, rafforzando concretamente la macchina amministrativa con particolare attenzione ai settori strategici della nostra burocrazia. Tutto questo in linea con il nostro impegno a rendere sempre più attrattivo il lavoro alla Regione grazie ai rinnovi dei contratti collettivi che abbiamo siglato negli ultimi 3 anni con ARAN Sicilia, sindacati. Sarà questa la base di partenza per un'amministrazione sempre più efficiente e al servizio dei cittadini e delle imprese.